La sala è piena. Prima di iniziare l'incontro voglio portarvi i saluti del professor Tessarolo, che si scusa per l'episodio che è capitato la settimana scorsa. Il professore sta bene, vi saluta tutti e vi ringrazia anche per l'affetto e la partecipazione che avete dimostrato nei suoi confronti. Bene. Allora, lunedì è la giornata del ricordo e come ogni anno le rassegne di Venerdì Storia, insomma, vogliono sottolineare con delle conferenze, con degli incontri, i temi appunto della giornata del ricordo, del giorno della memoria. Il giorno della memoria abbiamo già parlato, il giorno del ricordo appunto cade lunedì e abbiamo invitato un ospite davvero illustre che arriva anche da lontano, da Trieste, ha fatto un viaggio abbastanza impegnativo. Stiamo parlando della professoressa Gloria Nemec, di cui vi leggo un breve profilo biografico. Docente e ricercatrice di storia sociale, ha lavorato sul campo dei processi collettivi e di formazione delle memorie nella zona alto-adriatica, è autrice di svariate pubblicazioni sul lavoro industriale tra fascismo e anni 70, sulle memorie femminili di frontiera, sulle dinamiche dell'internamento manicomiale, sulle popolazioni coinvolte nell'esodo dell'Istria e sulla formazione della minoranza italiana nei territori ceduti, sulla ridefinizione sociale e comunitaria dall'una e dall'altra parte del confine orientale nel secondo Novecento. Ha spesso privilegiato l'uso delle memorie autobiografiche e delle storie di vita, utilizzando fonti orali e approfondendone gli aspetti metodologici. Presso il corso di laurea in storia, facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Trieste, è stata titolare di contratti per l'insegnamento di metodologie della ricerca storica, assegnista di ricerca, docente a contratto di storia sociale. Ha collaborato con vari istituti, con il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, con il Laboratorio della Memoria della provincia di Trieste e da più di 30 anni fa parte del direttivo dell'Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea del Friuli Venezia Giulia di Trieste. Ha diretto anche la rivista L'Istituto Quale Storia. Io adesso le lascio la parola anche perché aveva piacere di presentarsi e far capire un po' anche l'impostazione della conferenza che vorrà dare e anche raccontare un po' il suo essere triestina, il suo abitare in quella realtà. Quindi la ringrazio e buona conferenza a tutti. Grazie a lei per questa presentazione. Spero che tutto funzioni. Funziona, mi sentite decentemente? Non ho sta gran voce, ecco. Volevo aggiungere a questa bella presentazione 2 cose. Allora, io sono una storica sociale, mi occupo della società, delle dinamiche sociali, sia in senso economico che in senso culturale, che in senso demoantropologico, diciamo. Quindi trascuro un po' il piano politico, perché il piano politico è meglio che lo trattino gli altri e ci sono tanti che trattano il piano politico dell'esodo, che sono anche miei cari amici, alcuni li avete già conosciuti, tipo Raoul Pupo o altri, però io non mi occupo di questo, io mi occupo delle dinamiche sociali e comunitarie, in particolare delle memorie autobiografiche, sia scritte che orali, più che altro orali, e ho raccolto, posso dire a 'sto punto, centinaia di interviste in Istria, in Istria attualmente e anche a Trieste, tra gli esuli. Quindi mi sono costruita una mappatura, di molte cose le trovate anche online. Ad esempio presso il centro sul sito del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno trovate l'intero volume mio che si chiama Nascita di una minoranza e che contiene moltissime testimonianze sul guerra, dopoguerra, esodo e dopo esodo, perché il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno mette i suoi lavori anche online. Io ho trovato persone in giro per l'Italia che si son stampate più di 400 pagine, ecco. E vabbè, c'è interesse in questo, soprattutto tra i figli degli esuli o gli esuli in prima persona penso ce ne siano ormai pochi.
ma discendenti, no, degli esuli si trovano in giro. Qua ce ne sono? Qualcuno c'è? 1? 2? Di dove? Posso sapere? Ah, Zara, okay. Ah, Volosca, bellissimo posto. Solo 2? Sì, perché c'è stata una diaspora e di solito le minoranze sono più consistenti in giro nelle città, italiane. Allora, vi illustro quello che è stato il mio percorso. Io ho cominciato a studiare una storia comunitaria, che è quella di Grisignana d'Istria, che qualcuno di voi forse conosce, attraverso le memorie dei protagonisti dell'esodo. Grisignana d'Istria, che è praticamente al centro dell'Istria, nel giro di un'estate, l'estate del '55, si svuotò completamente e questo gruppo si trasferì e si insediò a Trieste. Io li ho intervistati credo tutti o quasi, e per ricostruire questa vicenda comunitaria, no, di un gruppo che compattamente si sposta, ma facendolo ho voluto tenere il lungo periodo. Ho voluto che le narrazioni partissero dagli anni del fascismo, da fin dove arrivava la loro memoria. In alcuni casi è una memoria molto lunga, perché si trattava di persone anziane e anche molto lucide, no, e professione prevalentemente contadini. Ne è uscito un libro, si chiama Un paese perfetto, e che, ha circolato molto, in Italia, ha avuto anche delle ristampe, perché è una vicenda comunitaria vista nel suo insieme, no, dal fascismo alla guerra sino al definitivo inserimento a Trieste e alle modalità dell'integrazione. Perché l'esodo non è una vicenda che si compì nel breve arco di tempo, è una vicenda lunga che va vista, se vogliamo vederla da storici, che va vista in un periodo un po' più ampio, no, voi se sentite parlare di foibe, ad esempio, l'avete sentito sicuramente tutti, è come se tutto si riducesse a questo piccolo segmento che è il '43 e il '45. Invece bisogna guardare da un lato e bisogna guardare anche dall'altro, no, in prospettiva più ampia. Un paese perfetto è stato il primo mio, approccio col mondo dell'istrianità e dell'esodo, e poi ci sono state anche molte altre occasioni, ci sono stati degli interreg, dei lavori fatti tra università italiane, slovene, croate, che hanno messo assieme linguaggi, competenze, informazioni e punti di vista diversi anche, come è ovvio e logico che ci sia. Poi c'è stata anche questa opportunità di, andare a vedere le comunità di rimasti. Mh. Perché erano rimasti? Visto tutto quello che si sapeva, che sapevamo sull'esodo, secondo me anche nel resto d'Italia non si è consapevoli delle comunità di rimasti in Istria, no, e quando li incontrano magari dicono: "Ah, ma ci sono anche italiani qua", perché io ho parlato con degli studenti che si son stupiti di trovare italiani a Rovigno, a Pola, a Buie, eccetera, perché, non sono consapevoli dell'autoctonia di questa componente che è sempre più minoritaria evidentemente. Allora, ho studiato le comunità di rimasti anche attraverso la storiografia, la letteratura, la memorialistica e anche le fonti orali, per capire perché erano rimasti, come mai erano rimasti, come avevano assistito alla partenza della gran parte dei connazionali, allo svuotamento delle città, allo svuotamento dei paesi. Avevano vissuto un ventennio post-bellico durissimo. Io tante volte mi sono chiesta: "Ma come mai hanno resistito?" No, perché hanno vissuto un ventennio molto, molto duro, e però hanno resistito per svariate motivazioni che magari dopo vi dirò.
Attraverso le comunità, comunità per comunità, ho raccolto più di 100 interviste e da queste 100 interviste sono emerse tante, più di 100, tante storie familiari, no, perché il soggetto dell'esodo non è il singolo, è la famiglia. Sono le dinamiche decisionali all'interno della famiglia che si compongono per indicare una determinata direttrice, che può essere quella di restare, come può essere quella di partire. Mi sentite bene? Io sento che va su e giù. Più vicino di così non posso perché allora, parlando con tantissime persone, appunto più di 100, ovviamente tutti in età adeguata, no, 100 testimoni che ovviamente avevano vissuto in prima persona, i fatti dei quali stiamo parlando, compariva un riferimento al perdersi, all'andar fuori di testa, al smarrirsi, a smarrire la ragione. C'è anche un modo di dire, no, nel dialetto locale, nel dialetto triestino, che in lingua franca si va in giro per tutta l'Istria parlando il dialetto triestino. E il s'è perso, e il sega perso, forse si usa anche qua, non so. Cosa vuol dire? Vuol dire è andato con la testa, no, si è perso. Allora compariva in diverse narrazioni questo elemento di un membro della famiglia o un conoscente indifferente. Anche nella stampa dei poteri popolari era utilizzato come, motivo di propaganda, il fatto di dire che quelli che erano andati via, che avevano lasciato la Jugoslavia socialista, le comunità d'origine, eccetera, erano tutti un po' fuori di testa, no, erano un po' andati con la testa. E anche come riferimento al fatto che una volta a Trieste, dopo venuti a Trieste, si erano ritrovati così spaesati, questa categoria dello spaesamento è una categoria che funziona, che fa capire molto, si erano trovati così spaesati che si erano appunto persi, erano andati fuori di testa ed erano stati ricoverati in manicomio. Ora, la mia curiosità di storica è stata tale che, sono andata a vedere sulle carte del manicomio, no, nota bene, ho fatto un lavoro anni fa che adesso non potrei più fare, perché adesso la normativa sulla privacy non mi fa neanche vedere le carte, non solo citare. Ovviamente nel libro che ho scritto su questo fatto degli esuli in manicomio, si chiama Dopo venuti a Trieste, non ho fatto nomi e cognomi, ho messo solo le iniziali, ho cambiato certe volte anche le zone di provenienza perché la persona non fosse riconoscibile. Questo si fa sempre, no, trattandosi di materiali molto sensibili. Tutto quello che è relativo alla salute è materiale molto sensibile. Però il libro sono riuscita a farlo, una decina di anni fa. Adesso non lo potrei più fare, perché non mi neanche fanno vedere le carte. Sì, capite che in questo contesto il lavoro dello storico è un po' problematico, no, e acquistano più valore, più pregnanza, più, fondamento le testimonianze orali, i racconti, no, i racconti delle persone sull'esperienza personale, in assenza di altre fonti molto spesso, no, perché non sempre le fonti, si trovano così facilmente, ecco. Certe volte sono completamente assenti. Se voi non vi basate sul racconto delle persone che hanno assistito a un determinato episodio, che hanno visto, parlato, che erano là da testimoni, voi non avete niente su quell'episodio, Allora, uno che non è del mestiere mi dice: "Sì, ma, possono anche raccontarti stupidaggini, no, possono anche raccontarti favole, possono".
Tutte le fonti possono raccontare stupidaggini, possono errare consapevolmente, strumentalmente oppure inconsapevolmente, no, tutte le fonti. Con la fonte orale noi abbiamo la possibilità di incrociare varie fonti, di vedere se convergono su un unico argomento, su un unico episodio, oppure se quello che uno ci ha raccontato resta uno, no? È il ripetitivo della ricerca che fonda poi le conoscenze che andiamo poi a riscontrare su altre fonti, a stampa o memorialistica o quello che è. Ecco, questo per spiegarvi io chi sono e il luogo dal quale parlo. Poi spero che anche mi farete delle domande. Allora, questa sono io e questo è il luogo. Mi piaceva molto questa copertina fatta da uno studente anni fa, che ha scritto: "Ci sono luoghi dove troppa storia ha avuto a disposizione troppo poca geografia". Uno di questi luoghi è la terra d'origine dei Giuliani e ha messo questa foto, è una foto di Trieste, che forse conoscete, forse eravate a Trieste, però mi sembrava bella questa definizione, un luogo sul quale si è addensata tanta storia del Novece non solo del Novecento, anche prima, ma, un luogo ristretto, no, cioè quello che chiamiamo ancora oggi confine orientale, che comprende la zona di Trieste, ma anche dell'Istria, è stata spesso definita un territorio laboratorio, dove si sono concentrati alcuni processi tipici del Novecento, con conflitti nazionali, conflitti sociali, gli effetti devastanti della dissoluzione degli imperi, l'universo concentrazionario nazifascista con lo scatenamento delle persecuzioni politiche, razziali, i trasferimenti forzati di popolazione appunto, capaci di modificare la configurazione sociale e etnica di un territorio. Poi la conflittualità est-ovest su una delle frontiere più dure anche, no, della guerra fredda. Ehm, è un territorio multiculturale, mistilingue, con identità etniche diverse, non solo italiani, sloveni e croati, ma anche minuscole minoranze, sia italiane che slave, cicci, savrini, morlacchi. Avete mai sentito forse i signori? Sì. Minuscole minoranze che connotano un territorio. Qua tento di andare. Sì, questi sono i confini alto adriatici dopo la prima guerra mondiale. È un territorio che è passato che ha avuto 5 passaggi di confine nel Novecento. Io mostro sempre queste diapositive per dar l'idea di dove siamo, no, è una zona di faglia, no, di confronto, di scontro, ma di intrecci tra il mondo latino e il mondo slavo. È sempre stata una zona di faglia. Dopo vi leggo anche qualche piccola testimonianza. Ma mostro queste diapositive perché andando in giro per l'Italia mi rendo conto che l'idea di confine orientale è piuttosto vaga. Alcuni pensano, ad esempio, che Trieste sia stata a lungo sotto la Jugoslavia. Questo mi è successo non in un posto, ma in diversi posti. Sì, questa è la linea Morgan, no, è la definitiva sistemazione di questo tormentato confine orientale che è stata, decisa tra il 45 e il 47 e la divisione implica la zona A con dentro Trieste, provvisoriamente governata dagli angloamericani, e la zona B provvisoriamente governata dall'esercito jugoslavo, dovrebbe essere provvisoriamente, invece dopo vedremo che col trattato di pace, definitiva sistemazione con
con il memorandum di Londra tutta questa parte zona B viene inglobata, anzi un pezzetto in più, che è quello del Mugesano, viene inglobata dalla Jugoslavia, dalla Repubblica Popolare. Ecco, territorio libero di Trieste, quello che resta tra il 47 e il 54, ancora una volta diviso in zona A e zona B. Probabilmente, sicuramente avete letto qualcosa della presenza degli anglo-americani a Trieste sino al 54, no? Perché l'arrivo dell'Italia è nell'ottobre del 54. Adesso volevo mostrarvi la sistemazione attuale dal 2001. Noi parleremo sia di Slovenia che di Croazia, cioè dei territori ceduti, ex territori italiani. E questa è un'immagine dell'esodo da Pola che avete visto chissà quante volte, che è diventata un'icona, no? È un'icona dell'esodo. Questa però cela una realtà diversa, che è una realtà di esodi che si compirono in un periodo piuttosto lungo. L'esodo da Pola fu rapido e plebiscitario. Un'intera popolazione italiana lasciò la città nel giro di poche settimane, mesi, diciamo, no? Però il distacco dalle altri territori di insediamento e soprattutto dalle campagne fu più lungo e per alcuni versi, cioè non si può dire più sofferto o meno sofferto perché non si fa una gara in tal senso, ma fu più articolato, cioè Pola fu già nel 46, l'esodo fu un processo lungo che iniziò nel 43, i primi esodi si ebbero subito dopo l'armistizio e si concluse appena nel 56, il grosso, però dopo il memorandum di Londra, no? Cioè tra il 54, 55, 56. Però, come dice Nelida Milani in diversi suoi racconti e romanzi, poi ci fu questo stilicidio di partenze negli anni 50 e 60, no? Tanta gente continuò ad andarsene via, rendendo sempre più misera la consistenza della componente italiana. Ma io volevo cercare un'altra diapositiva e un'altra slide che è forse la prima che ho trascurato. Eccola. Allora, questa è una carta etnica molto famosa fatta da Czerny nel 1855, cioè sotto l'impero austro-ungarico, che vi mostra come la composizione etnica, si diceva quella volta, ma oggi anche diremmo etnica, ma insomma per identità comunitarie, diciamo, fosse data da una concentrazione di italiani sulla costa. E non so se vedete il giallo all'interno, le piccole cittadine istriane erano italiane, non si erano edificate come isole di italianità in un mare slavo, no? Questo si diceva una volta. La zona verde è tutta composta da diverse popolazioni che occupano spazi immensi, però hanno una densità di popolazione molto bassa, sono molto dispersi su questo territorio, insomma, abbastanza ampio. Poi abbiamo anche minoranze di tedeschi e romeni, poi abbiamo piccole, piccolissime minoranze che sono di cicci, savrini e morlacchi. Allora, questo vi fa capire come questa configurazione predisponga a un secolare terreno di confronto tra città e campagna. Ecco, città e campagna è un altro paradigma, no? Che si usa molto per parlare dell'Istria. Le città italiane sono piccole e hanno all'interno una concentrazione di comodità e di servizi, no? Per le donne, per le ragazze del contado, che erano slave, era un italiano che stava in città era un buon partito, chiunque fosse,
perché in città c'era l'acqua corrente, perché c'era il lastricato, non si doveva camminare nel fango, perché c'era il medico, c'era il municipio, cioè era un upgrade diremmo oggi, il fatto di passare da una campagna povera alla città. Così era successo che nei secoli le cittadine italiane si erano nutrite di apporti, di molti apporti del mondo slavo e, si erano, verificati molti matrimoni misti, no, quindi nessuno in Istria poteva dichiararsi italianissimo, completamente italiano, o almeno pochi, perché il travaso città-campagna era stato una costante di queste comunità nei secoli, cioè nei tempi lunghi. Però succedeva che la cultura italiana, in particolare sotto il fascismo, risultava egemone, no, se non altro dal punto di vista linguistico, culturale, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico, perché italiani erano i possidenti, italiane erano le banche, italiani erano gli insegnanti, no, soprattutto nel periodo tra le 2 guerre. Gli italiani possedevano anche, mestieri, mh, dal maniscalco al vetraio, all'apicultore, al sarto, al calzolaio. Ad esempio voi sapete che da questo territorio, dal bellunese soprattutto, ma insomma dal Veneto in genere, molti artigiani ambulanti andavano in Istria a farsi la stagione delle scarpe ad esempio, o ehm, quello che affila i coltelli, ecco. Sì, a Rotino, andavano a far la stagione, spesso trovavano magari una ragazza, si fermavano e costituivano nuovi gruppi familiari. Io ho incontrato un mugnaio che ad esempio veniva da Belluno, no, che non era autoctono. Allora il tutto, predispone a un intreccio etnico, culturale, complesso e molto ricco, del quale i testimoni oggi parlano molto volentieri. Mh. Vi cito una brevissima testimonianza di Francesco Molise di Cherso, mi racconta all'inizio della sua narrazione, mi dice: "Io dico sempre che noi siamo un pochettin bastardi. Dirlo oggigiorno è una bellezza. Io sono figlio di una mamma croata, di Dubrovnik, Leposlava Misetic, non occorre dire altro, no, il nonno era medico, il dottor Rocco Misetic dell'ospedale di Dubrovnik. Mio papà era un un ufficiale austriaco di carriera, aveva fatto l'accademia ed era stato mandato alla scuola dei telegrafisti a Dubrovnik. L'ha conosciuto la mamma e l'ha portata a Cherso. Io sono sangue misto, usi questa definizione di sangue misto, è molto interessante. Dalla parte della mamma poi c'era una nonna greca, una bisnonna italiana, perché gli zii erano marittimi, andavano con i velieri in Grecia e in Italia. E io chiedo: "Ma voi a casa cosa parlavate?" "Ah, noi parlavamo sempre il dialetto veneto e l'italiano." Ma il motivo per il quale si parlava in italiano con i figli era il fascismo, che aveva anche eliminato le scuole croate che sotto l'Austria c'erano. Mio padre invece parlava tedesco, per cui noi avremmo dovuto sapere il croato, il tedesco e l'italiano. Ma in realtà noi non sapevamo né il croato né il tedesco e neanche l'italiano. Io il croato l'ho imparato dopo per forza maggiore. E in casa parlavano il dialetto istroveneto, il Tristin o il dialetto locale. Ehm, sì, non vi dico, ehm, non vi do una definizione di esodo, perché la sapete già, insomma, lo spostamento di un'intera componente nazionale. Esodo, non esodati, esuli. Chi fa l'esodo è un esule, non è un esodato, poi questi termini sono più moderni e riferiti al lavoro.
Voi capite che quando noi parliamo di circa 300.000 esuli, perché queste sono le cifre che circolano, è difficile distinguere all'interno di questa componente qualcosa che in natura era molto, molto misto, no? Ad esempio nella cittadina di Grisignana c'era un ceppo italianissimo perché di origine veneta, con pochi apporti dal contado. Ma è un'eccezione perché nelle altre città c'erano state più intrecci. Cioè lo stesso fenomeno di alcune migliaia di sloveni e croati che si unirono al movimento dell'esodo, va visto sia per ragioni economiche, sia per volontà di sottrarsi alla durezza del regime comunista del dopoguerra, ma anche perché erano intrecciati con famiglie italiane e le famiglie italiane operano un effetto trascinamento, perché tutta una serie di servizi e di lavori e di consuetudini dipendevano dagli italiani. Circa 300.000 si dice normalmente. Dal momento in cui l'esodo si compì, i mondi dell'italianità istriana sembrarono drasticamente divisi. Dal filo spinato proprio. E i tentativi di rimetterli assieme sarebbe stato come rimettere assieme i pezzi di un corpo morto che comunque non avrebbe ripreso vita. Perché? Perché gli anni della guerra fredda furono terribili. Gli uni contestavano agli altri il primato delle ragioni e del dolore. Io avevo più ragione, io ho sofferto di più. E gli altri dicevano la stessa cosa. Quindi erano molto divisi sulla scena pubblica. E questo era poi il gioco politico della guerra fredda, no, e tenerli ancora più divisi. Non a caso i primi, momenti di riconciliazione è una parola più audace, ma di riavvicinamento diciamo, si ebbero nei cimiteri, sulle tombe degli antenati, no, sul ceppo antico, nel luogo che materialmente il cimitero contiene il ceppo antico. Questo è molto importante per delle civiltà come quelle istriane o come per le tradizioni popolari, no, dall'epoca moderna, ma anche più antico dell'epoca moderna, il luogo nel quale sono materialmente custoditi i resti degli antenati è visto come radice dell'autoctonia, no, la propria, patria. Per il resto erano divisi. Gli uni si definivano italianissimi, 2 volte italiani per nascita e per scelta ribadita con l'esodo, e quelli che restavano non si definivano perché avevano anche paura di definirsi in, un qualche modo. Questo sulla scena pubblica. Nel privato però, se voi andate a capire le storie familiari, non era così. Perché ad esempio molte famiglie giunte in Italia, che negli anni successivi partecipano al boom economico, e che quindi stanno un po' meglio perché hanno la casa, perché in Italia parte il piano casa, trovano lavoro, anche i figli si adattano a fare dei lavori, eccetera, mandano aiuti in Istria. Mandano aiuti piccoli ma provvidenziali nella desolata miseria del dopoguerra istriano. Perché io non so, mi hanno raccontato di una lametta messa dentro le lettere, perché in Istria non c'erano lamette. Mi hanno raccontato di pezzi di sapone messi dentro a barattoli di riso. Ce n'è lì da Milani che ha scritto, spero che l'abbiate letta o che la leggiate in futuro, ha scritto delle cose bellissime su questo. Lei si arrabbiava perché questi parenti mettevano tutto in una scatola, riso, sapone, robe, dopo insomma diventava anche difficile consumare 'ste cose. Però ci sono degli aiuti, ci sono degli scambi, ci sono anche degli incontri sul confine assolutamente strazianti, patetici, perché non possono andare dall'una o dall'altra parte. Allora, su cosa convergono le testimonianze di esuli e rimasti? Convergono sulla repressione.
sui difficilissimi rapporti con le nuove autorità costituite dai poteri popolari. Dai poteri popolari e dall'OZNA, poi UDBA dal 47. Perché? Perché le fonti di memoria raccontano la conflittualità con i poteri popolari vissuta in ogni ambito dell'agire quotidiano, sia la scuola, sia la bottega, sia la casa, sia la pesca, l'agricoltura, in ogni le proprietà agricole o anche le piccole proprietà. Ma le piccole proprietà significa una bicicletta, eh? E tu hai quella bicicletta? Sì, è mia, non più. Sapete quanti mi hanno raccontato sta cosa, no? Piccole tecnologie, macchina da cucire. Dov'è la vostra macchina da cucire? È là, grazie, arrivederci. Questi sono gli espropri che restano nella memoria, non tanto quelli, anche quelli dei terreni agricoli, delle case. Pensate che una città come Capodistria, dove tutte le case del centro storico, che erano belle e grandi, sono state confiscate e date ai vertici di partito, no? E quindi sono le grandi confische, o le confische di terre secondo i mutevoli piani della riforma agraria, dai combinat alle ultime spartizioni di terre, eccetera, perché cambiavano anche abbastanza velocemente. Allora, l'esproprio delle terre sì, viene ricordato, ma vengono ricordate anche queste minuscole espropriazioni che possono essere viste come traumatiche, insomma. Poi ci furono gli episodi maggiori, non solo una violenza endemica, diffusa, la percezione di vivere in una società governata da polizie segrete, perché così era, no? Pensate che io ho intervistato dei testimoni che si son poi pentiti delle cose che mi han raccontato e mi hanno detto: "Ma io le ho raccontato un po' troppo", un anziano testimone. Non scriva nel libro quella cosa che le ho raccontato della mia fuga dal lui era stato messo in un campo di lavoro sulla Lupoglav Stalie. La Lupoglav Stalie era una zona di lavoro, di rieducazione e si trattava di costruire un tratto ferroviario. Era un lavoro molto duro al quale venivano spediti coloro che si manifestavano comportamenti non in linea con i dettami del partito. E allora lui mi ha raccontato che lui ha tentato di scappare, non una, più volte, e tutte le volte l'han preso, l'han bastonato e l'hanno rasato a zero. E lui ci teneva molto ai suoi capelli. Allora mi racconta 'ste cose e poi mi dice: "Però queste non le scriva". E io gli chiedo: "Perché?" E mi fa: "Ma perché questi qualcuno di quelli è ancora vivo e magari può prendermi", ve lo devo dire in dialetto, "polciarme dri un canton scuro e darmi un bel fracco". Avete capito? Può incrociarmi in un luogo scuro e massacrarmi di botte. La persistenza nell'immaginario collettivo di questo canton scuro nel quale uno poteva essere aggredito e massacrato è ancora degli anni dopo il 2000, è ancora di oggi credo, perché poi queste storie passano per via generazionale, mh? E quindi mi ha chiesto di non mettere questa sua storia, che poi non era niente di criminale o altro, però lui, passati anche i 90 anni, era, timoroso di questo, no? Ehm, allora violenza endemica e diffusa, però ci sono gli episodi anche maggiori. Episodi maggiori sono ovviamente il '46, la visita della commissione interalleata. Sapete che una commissione interalleata passa per tutta l'Istria per vedere la componente, italiana e slava all'interno delle singole cittadine, delle campagne, eccetera. E là ci sono diversi episodi di violenza.
poi l'apertura delle prime e delle seconde opzioni tra il 48 e il 51, poi questa ondata molto pesante di repressione anticominformista del 48. Le due cose in parte si sovrappongono ed è una sovrapposizione sciagurata e poi vi spiego perché. Le elezioni del 50 bisognava andare a votare e naturalmente bisognava andare a votare per una lista predisposta e insomma gli italiani vorrebbero astenersi dal voto, ma sono tirati fuori dalle case con la violenza e costretti a votare. Poi le contromanifestazioni del 53 e 54, no? Quando nella fase più cruciale della definizione del confine. Sono episodi di violenza diffusa e portata all'estremo livello con morti e carcerazioni, ma la società vive questa costante percezione del pericolo, anche perché sono venuti meno dei punti di riferimento fondamentali, che erano gli insegnanti, che erano i sacerdoti, che erano i possidenti, e anche perché sono entrate in funzione le prassi di snazionalizzazione, con la chiusura di scuole e di circoli italiani, con il fatto di restituire i cognomi a quella che ai poteri popolari sembrava l'originaria e antica grafia slava. Allora, la loro impostazione dal punto di vista dei poteri popolari era che l'italianità fosse portata dal fascismo, fosse frutto breve, insomma, di un breve periodo di italianizzazione più o meno forzata e violenta, quindi non nel lungo periodo, ma nel breve periodo, per cui bisognava restituire un'altra identità alle persone, andando a cercare la loro identità originaria, che era slava, sicuramente slava, e questo si vedeva dal cognome. Quindi molti cognomi furono slavizzati e accadde che diverse persone si ritrovarono negato il diritto di opzione, l'opzione appunto di fare l'esodo, in virtù del fatto che non erano considerati più italiani. Allora, tu hai diritto all'esodo se sei italiano. Se sei un'altra di etnia slava, non puoi fare le carte per l'opzione e non puoi intraprendere questo percorso. Quindi un'azione di trattenimento. Poi, prassi di snazionalizzazione che significano in molte situazioni dover parlare il serbo-croato, una lingua che gli italiani conoscevano poco o niente. Conoscevano i dialetti slavi locali, perché nei rapporti con la Campania, nei rapporti con altre etnie parlavano anche i dialetti slavi, però la lingua non la conoscevano. Poi, il fatto che si è costantemente sotto osservazione da parte dell'Ozna UDBA. Sapete, in un paese piccolo bastano anche poche spie, no? Per corrompere consolidati vincoli di amicizia, di parentela. Non ci si fida più di nessuno, non si parla o si parla sottovoce. In certi paesi istriani le stradine tra le case sono così piccole, no? Così strette, che si sente quello che si parla nell'altra cucina che magari sta di fronte, e tutti sono pieni di paura perché è un mondo popolato da spie professioniste o anche saltuarie, gente che fa la spia per avere qualche meschino, qualche piccolo vantaggio politico, no? Un lavoro per il figlio, un pezzo di terra più redditizio, no? Spie. E questo corrompe dall'interno, corrompe le comunità italiane. Poi è diversa la situazione della città ancora una volta rispetto alle campagne. I ceti cittadini operai, i ceti cittadini sono quelli più esposti alla propaganda e all'irregimentazione, cioè all'inquadramento, diciamo, perché sono sempre sotto controllo, sono sempre chiamati a manifestazioni, a raduni, eccetera.
Nelle campagne apparentemente si vive più tranquilli e meno ricattabili, perché gli operai, gli impiegati sono ricattabili sul discorso del licenziamento o della casa, no, ti tolgo la casa, ti tolgo il posto di lavoro. Il contadino comunque da mangiare ha, la sua terra la lavora. Guido Miglia ha scritto che per secoli i contadini istriani hanno coltivato la loro terra senza, schiavi né padroni, ed è vero, no, perché il contadino istriano ha piccole proprietà e se le coltiva a livello familiare. Però sono molto, sottoposti e pressati dalle riforme agrarie che implicano varie forme di collettivizzazione delle terre. Io le ho studiate in un arco temporale di un ventennio circa e vi assicuro che è difficile capirle perché, mettendomi anche nella logica di un anziano coltivatore diretto, capire come funziona un combinat e perché la tua terra viene espropriata, mentre ti viene dato un altro pezzo di terra che è lontano da casa tua e che ha una resa inferiore. È difficile da capire se non come una prassi punitiva, no? Ehm, e queste riforme agrarie si succedono anche andando a toccare la qualità della produzione. Ad esempio intere zone coltivate a vino, a viti, che adesso vedete viti, ulivi dappertutto, anche troppo, no, intere zone coltivate a orto o a viti o quello che era, vennero, cambiate forzatamente le coltivazioni e vennero messe paprike, peperoni. E i contadini chiedono: "Ma perché?" "Perché in Serbia se mangia assai peperoni, che vuol paprika." Allora questi erano totalmente spaesati rispetto a queste ondate di riforma agraria, tanto da essere indotti in alcuni casi a cedere le loro terre. In cambio di cosa? In cambio di, una modesta pensione. Se anziani molto spesso facevano questo, mollavano le terre e prendevano una piccola pensione. I giovani in questo clima non erano attratti a vivere sul posto, a portare avanti il lavoro dei padri, anche perché o la leva o il lavoro volontario obbligatorio, come quello che vi dicevo prima sulla Lupo-Grafstalier, li portavano via dalle campagne. Quindi queste campagne erano lavorate in modo intermittente e loro erano anche destabilizzati, no, da questo esser, portati via. Poi esuli e rimasti raccontano del sovvertimento delle tradizionali gerarchie, sia politiche che nazionali, che culturali, che sociali, che avevano visto la compagine italiana storicamente dominante, in Istria. La Chiesa, in particolare il clero italiano, era duramente perseguitato. Voi sapete che ci sono stati anche efferati, delitti, no, di sacerdoti. Gli italiani erano il bersaglio perché? Perché per le colpe del fascismo, ma anche perché in una logica rivoluzionaria erano nel mirino in quanto costituivano le precedenti élite sociali e economiche e ciò non doveva più essere. La rivoluzione significava un ribaltamento di prospettive, mh? Per cui dovevano emergere forze autenticamente popolari, no, cioè slave o jugoslave, no, disposte a fare quello che si chiamava lo jugoslavismo integrale, cioè la fratellanza italo-slava, cioè una politica di omologazione all'interno di determinate coordinate, politiche. Ehm, Tutto ciò mentre perduravano pessime condizioni di vita, cioè miseria. Mh? Non si trovava niente nei negozi, e qua potrei raccontarvi vari episodi così divertenti. A un certo punto le vetrine di Fiume si riempiono tutte di bastoni e nessuno capisce perché.
e non c'è niente più da comprare e non c'è mercato, non c'è più niente. A un certo punto manca, e questo me l'ha raccontato l'amico Livio Dorigo, presidente del Circolo Istria, novantenne, ma ancora molto lucido. A un certo punto sparisce il miele dall'Istria. Il miele è una risorsa alimentare. Perché sparisce il miele dall'Istria? Perché gli apicoltori erano italiani, e le api abbandonate. Gli apicoltori fanno l'esodo, le api abbandonate a se stesse sciamano, non c'è più miele. Allora là fanno dei tentativi tragicomici di introdurre le api cosiddette sciave in Istria, ma le api cosiddette sciave in Istria non attecchiscono perché non sono abituate alla bora, muoiono. Allora, cioè sì, è tragicomico, no? Però è così, non si trova più niente. Chi ha, come si dice, tesaurizzato, monopolizzato il miele, però è l'Ozna, no? Quel poco miele che resta è nelle cantine dell'Ozna. E là diversi testimoni mi dicono che gli ufficiali dell'Ozna, poi UDBA, spalmava il miele sul pan e il miele non si era visto più da tanto tempo, no? Questi piccoli episodi vi parlano però di un cambiamento dell'habitat naturale, di un forte cambiamento. Ad esempio, piccole e grandi professionalità che gli italiani portano via. C'erano pochissimi medici in Istria, tutti italiani. Leggete, se avete occasione, la biografia di Micheletti. Micheletti, uno straordinario, uno che ha perso i figli a Vergarolla e che poi forse ne avete sentito parlare della strage di Vergarolla? No, l'esplosione di mine per cui vabbè, Micheletti resta, nonostante abbia perso i suoi figli, resta a curare gli altri, a cucire, a recuperare alcuni, riesce a recuperarli, fino alla fine, insomma, di quella tragica giornata. La sua biografia è molto eloquente, anche perché il povero poi finisce esule in Italia, ma finisce malamente anche con disturbi mentali. Allora, pochissimi medici e tutti medici italiani. La loro scomparsa significa che una semplice infermiera può diventare capo del dipartimento sanità, magari analfabeta, però anche questo appartiene a un processo rivoluzionario che è in corso. A un certo punto sparisce il vetro dall'Istria. Perché? Perché i vetrai erano italiani. Fatto l'esodo, bisogna che i locali, gli slavi imparino l'arte del vetro e aprano nuove botteghe. E questo implica un certo tempo. Nel frattempo si sta senza vetro perché non ce n'è. Capite che tutto un habitat anche umano, sociale, cambia. E poi la vera cifra per capire anche la società istriana del dopoguerra è data dal rapporto tra i bassi livelli dei poteri popolari, gente che aveva combattuto la guerra di liberazione, vedendo nell'italiano un fascista e poco altro, e che erano stati abituati a vedere gli italiani come nemici. E gli alti livelli dei poteri popolari, quelli che stanno a Belgrado e Zagabria, per i quali le beghe locali, i problemi locali, gli episodi di violenza anche sono poco più di incidenti di condominio, insomma, sono piccole cose destinate a dissolversi con le virtù unificatrici del socialismo. Tra questi due livelli non c'è tanta comunicazione. La società è governata dai bassi livelli dei poteri popolari, che possono mettere in atto anche prassi vendicative.
rivalse. Ad esempio, in alcune situazioni intere comunità fanno domanda di opzione e partono, praticamente al completo. In altre situazioni si mira a smembrare le famiglie. Ciò significa che si dà il permesso di opzione a un fratello sì e a un fratello no, a una cognata sì e al suocero no, con l'obiettivo di smembrare le famiglie con un intento punitivo. E questo è fatto dai bassi livelli dei poteri popolari, che quindi suscitano molto odio, molto rancore, molto antagonismo. Poi la propaganda dipinge gli optanti, cioè quelli che hanno fatto domanda che vogliono andare via, come fascisti, ovviamente, e arma non in senso di armi vere e proprie, ma induce, spinge gli italiani bravi ed onesti delle comunità ad andare loro contro, no? Cosa dovevano fare? Io ho chiesto varie volte: "Cosa dovevate fare?" Dovevamo pestarli. Le file, no, quando fanno le file per ottenere i documenti per l'adozione, altri italiani vengono indotti ad andar là e bastonarli o a sputare, no, questa cosa dello sputo è una cosa di proprio un segno di disprezzo, no. Io ho un'intervistata straordinaria di Rovigno che mi dice: "Noi avevamo spudoni de qua e spudoni de là". Cioè qua ci dicevano: "Volete andare in Italia? Siete tutti fascisti, non volete il socialismo jugoslavo", e ci sputavano. Arrivavamo in Italia e in alcuni episodi, in alcune situazioni ci sputavano e dicevano: "Ah, siete fascisti perché non volete il ma questa era di Rovigno", e diceva: "Noi a Rovigno non siamo stati fascisti mai, mai". No. Ed è la realtà, ed è la realtà. Poi la propaganda dipingeva gli esuli come anche, esposti ai facinorosi che avrebbero trovato all'interno dei campi profughi. I campi profughi furono, definiti come campi di concentramento, cosa assolutamente come se sì, non erano ovviamente, hotel di lusso, ma non erano neanche, campi di concentramento. La logica è che concludo. La logica è che quando uno diverse persone avevano fatto prove di esodo, mh, avevano tentato di andar via, poi si erano trovati senza arte né parte in un campo profughi, eccetera, e erano tornati al luogo di origine. Ora, chi tornava avrebbe dovuto essere accolto con il vitello grasso, no, far festa: "Bene, sei tornato caro compagno, hai visto che l'Italia non è quello che ti aspettavi". No, non era così. Chi tornava era sospettato di essere spia e quindi cadeva nel mirino dell'Ozna Udba per anni, anni, anni. Veniva, controllato. Perché era andato in Italia? Perché era tornato? Cosa doveva fare nella Jugoslavia socialista? Cosa gli era stato detto di fare, no, c'era questa ossessione del nemico interno della spia, perché poi in realtà le spie erano molte. Tutto questo viene esasperato dalla risoluzione del Cominform dal '48. Quando dico risoluzione del Cominform, la sconfessione del comunismo jugoslavo da parte di Stalin, inasprì i passi di controllo e di punizione man mano che passavano i mesi, dal giugno del '48 all'autunno, diciamo, le prassi di controllo e di persecuzione nei confronti di veri e supposti cominformisti, cioè che aderivano al comunismo nella versione sovietica, si organizzarono e si incrementarono. Diciamo che a fine '48 era stato predisposto quell'universo
concentrazionario del quale voi avete sentito parlare, che ha la sua punta di diamante la sua punta più repressiva, più atroce nell'isola Calva, nell'isola di Goliotto, no? Nella quale finirono moltissimi italiani. Nella prima fase del 48 questa macchina repressiva non è ancora funzionante, però ci sono pestaggi, ci sono torture, ci sono carcerazioni. Nei confronti di chi? Di tutti quelli che adesso vi leggo la definizione. La definizione è una definizione autentica, viene dai documenti, anche dalle testimonianze, dei traditori, degli spioni, dei provocatori, sciovinisti, profittatori, opportunisti, tentennanti, decadenti. Decadenti significa, vabbè, ancorati al tempo passato. In definitiva, nemici del popolo. Questa categoria di nemici del popolo si dilata a dismisura. I tentennanti significa che non si sa bene se per chi sono, se sono per l'Italia, per la Russia di Stalin, per la Jugoslavia di Tito, per chi sono, no? Era un motivo sufficiente per una persecuzione. E molti, anche comunisti italiani, approfittarono delle seconde opzioni, quelle del 51, per sottrarsi a questo contesto che è di violenta trasformazione sociale, che è molto incerto da tutti i punti di vista e non ha più neanche la benedizione da parte della Russia sovietica, che quindi è ideologicamente incerto, ma sicuramente violento, e tentarono in tutti i modi di andar via. Però alcuni, non pochi, furono trattenuti. Allora perché? Cioè sono italiani, stanno con Stalin, sono tentennanti, provocatori, sciovinisti. Mollili, no, mollali, lasciali andare via. No, vengono trattenuti. E qua io mi son sforzata di capire perché. Alcune ipotesi le ho fatte, centrate sul concetto di rieducazione. Molti italiani dovevano essere rieducati, perché dalla bontà del socialismo jugoslavo. Dovevano essere rieducati perché in loco, no, stando là, senza possibilità di fuga, perché dovevano funzionare per anni come testimonial più efficaci di qualsiasi discorso in piazza. Dovevano dimostrare come appunto la bontà del socialismo jugoslavo aveva modificato, rieducato, trasformato una natura cattiva, una natura rea, perché prima fascista e poi magari stalinista, no? Però la bontà del socialismo jugoslavo era stata in grado di di cambiare la faccia agli italiani. I ravveduti funzionarono per anni come testimonial, perché anche insomma servivano nel processo di riconciliazione con l'Occidente e con l'Italia. Naturalmente questa rieducazione era violenta, no, non era una prassi scolastica o culturale, no? Io ho intervistato, ho conosciuto delle persone che fino all'ultimo andavano a chiedere al loro Udbasi, il punto di riferimento dell'Udba, come comportarsi, cosa fare, chi sposare, perché avevano avuto 4 o 5 divorzi nel frattempo, perché una delle pratiche persecutorie era quella di indurre al divorzio, no? Di far sì che le donne se ne andassero. Allora questi cercavano un'altra donna, chi? Questo chiedevano all'Udbasi. Addirittura chiedevano cosa piantare nel loro orto, nel loro piccolo orticello, per non incorrere in malumori, cioè era un percorso profondamente interiorizzato. In particolare i reduci da Goliotto, dai
dai campi di rieducazione, insomma. Bene, allora questa vicenda si conclude, o quasi, con il memorandum firmato a Londra il 5 ottobre del 54, che stabiliva che i residenti nella zona B potevano trasferirsi in Italia entro un anno. Questo portò allo svuotamento di 2/3 della popolazione, anche nell'ultimo lembo conteso dell'Istria, circa 40.000 persone. E qua nella zona B venne meno quell'intreccio strutturale che c'era stato tra agricoltura, commercio, marineria, no? Piccola industria, soprattutto alimentare. Quindi venne meno una società, una koiné italiana che da secoli si era costruita in Istria, mettendo assieme i linguaggi dell'agricoltura, della marineria, del commercio e dell'industria. La gran parte degli esuli post memorandum si stabilì a Trieste. Trieste era divenuta capitale dei profughi, la Trieste governata dal GMA era divenuta capitale dei profughi, non solo dei profughi dall'Istria e dalla Dalmazia, ma anche da quelli che provenivano dall'est europeo, in fuga verso questo primo avamposto di Occidente democratico che Trieste in quegli anni sembrava. Trieste fu la prima città istriana, no? Fu la concentrazione di esuli istriani fece sì che era la più grande città istriana, perché non esisteva una simile concentrazione di rimasti in Istria, no? Si parla circa di 60.000 persone, ecco. 60.000 persone residenti a Trieste e nate nei territori ceduti, 66.000 persone, non c'era una città italiana di 60.000 persone in area istro-quarnerina. Ecco, Trieste fu molto segnata da questo. Ho finito, grazie. Aspetto le vostre domande. Un po' di tempo lo abbiamo. C'è un microfono se volete. Riavere i propri beni dopo che c'è stata, diciamo, la conferenza di pace lì del 54? Sì, qualcuno è riuscito con travagli e iter lunghissimi. La questione dei beni abbandonati è una questione a sé e che è un ginepraio, è un groviglio nel quale io non mi sono addentrata. Quello che io so, perché ho testimonianze, è che ci sono stati risarcimenti irrisori, ci sono stati cambi, no, cioè di proprietà, no, perché una cosa è stata requisita, è stata scambiata con altre proprietà. C'è stata la possibilità di ricomprare a prezzo ovviamente vantaggioso i beni che erano stati abbandonati. Però è un territorio giuridico nel quale io non mi sono addentrata. Gli italiani adesso possono comprare qualsiasi proprietà in Slovenia, in Croazia, liberamente. Tenete presente che sino a 10, 15 forse anni fa non era così. Gli italiani non potevano comprare proprietà. Se lo facevano attraverso un prestanome, un parente, un fiduciario rimasto là. Vi ho tramortiti? Dai, qualche domanda? Sì, buonasera. Le volevo chiedere, perché se ne parla anche, c'è un dibattito in questi ultimi anni sul fatto che se invece di andare questa grande massa fosse rimasta almeno, cioè,
sono andate via meno della metà di questi, cioè fossero rimasti lì. La storia, secondo lei, come sarebbe andata? È quello che i rimasti rinfacciavano agli esuli. I rimasti ce l'avevano con gli esuli, perché dicevano: se anziché andar via fossero rimasti qua, noi non saremmo stati così deboli come componente nazionale. La nostra comunità sarebbe rimasta forte e avremmo anche avuto potere decisionale nei confronti degli altri poteri, poteri popolari della Jugoslavia comunista, eccetera. Avremmo avuto più voce in capitolo, no? In realtà, se sono andati via è perché non ce la facevano più. Cioè non ci fu, in alcuni casi ci fu anche un effetto trascinamento, no? Come dire: vai via tu, allora vengo via anch'io, no? Nelle famiglie succedono, tra compagni di scuola, nelle famiglie succedono queste dinamiche. Però non credete al richiamo dall'Italia, no? Perché uno dei punti forti della propaganda jugoslava era dire: l'Italia li chiama, li alletta con promesse anche di tornaconto economico affinché abbandonino la Jugoslavia socialista. In realtà l'Italia non aveva nessuno interesse a svuotare di italianità la penisola istriana o la Dalmazia, perché se restava una forte componente di italiani sarebbero state possibili in futuro altre rivendicazioni, no? Cosa che non fu evidentemente. Sì, continuando un po' su questo tema, è tipico dell'esperienza di molti di quelli che hanno optato per l'Italia che l'inserimento in Italia fu molto difficile per ragioni ovvie, lo spaesamento, il cambiamento, ma anche molti hanno riferito della incomprensione nei loro confronti da parte dei residenti italiani nelle diverse località, nelle diverse città in cui si sono trovati. Ecco, allora questa difficoltà di inserimento di chi aveva optato per venire in Italia era presente ai rimasti, cioè c'erano contatti abbastanza significativi tra i rimasti Sì. e chi aveva optato? Come veniva vista questa situazione dei rimasti? E in secondo luogo volevo chiedere se invece l'esperienza di coloro che si sono invece fermati a Trieste così numerosi, se questa loro esperienza può essere considerata significativamente diversa rispetto a chi è andato in altre parti d'Italia oppure no? Molti migrarono anche, no? Scelsero la via favoriti dalle politiche del governo militare alleato e successive anche, molti scelsero la via dell'emigrazione verso le Americhe. Allora, i luoghi di insediamento di italiani, prima campi profughi e poi col piano casa, con le leggi della metà degli anni 50, si stabilizzarono in 100 zone, adesso vi direi sicuramente una cifra sbagliata, ma comunque sono più di 100 luoghi di insediamento dei profughi giuliano-dalmati in Italia. Fecero sì che inizialmente furono visti come un corpo estraneo dalla restante società, perché siamo anche negli anni della guerra fredda e di uno scontro politico molto forte. Sono percepiti come italianissimi, come fascisti, ma perché in realtà anche diversi erano fascisti, anche convinti, insomma, no? Quindi si presta uno scontro abbastanza forte. Però dopo ci sono altri fattori sociali come il ricambio generazionale, i matrimoni misti, lo sport, la chiesa, che aiutano l'integrazione, no? Fanno sì che questa divisione, che questo potenziale scontro tra chi è arrivato e chi c'era già venisse fortemente stemperato.
perché i soggetti sono diversi. E inoltre è provvidenziale il boom economico degli anni '60. Se tutti stanno meglio, un po' anche le tensioni sociali si allentano. Poi esistono i percorsi del lavoro sicuro, ad esempio, quelli delle manifatture tabacchi avevano un percorso privilegiato per andare nelle grandi aziende manifatturiere, della Toscana, di Torino, eccetera, perché avevano il posto di lavoro garantito, avevano la casa garantita, quindi fu un'integrazione sicuramente più rapida. Molti andarono nel triangolo industriale a fare gli operai, moltissimi esuli, dove venivano anche non tanto bene accolti, perché loro non volevano fare scioperi, loro lavoravano fino allo sfinimento, facevano ore straordinarie, no, per dare un fondamento economico di tipo un po' più solido alla famiglia, cioè quindi non erano sicuramente sindacalizzati. Negli anni '60 questo creava delle spaccature in fabbrica non da poco. Trieste fu una situazione particolare perché molti avevano parenti a Trieste, perché è un'unica società, no, questa del confine orientale, che va in pezzi e si ricompone secondo logiche diverse. E molti avevano parenti a Trieste o comunque avevano una conoscenza della città. Per molti Trieste era la capitale dell'Istria. Il dialetto istro-veneto e il triestino sono praticamente fratelli, no? Per non dire che sono la stessa cosa. Che non mi sentano gli istriani perché si arrabbierebbero a dire no, i nostri sono diversi. Però ci si capisce, no? Non è come finire a Roma o a Napoli. E perché l'accoglienza a Trieste fu sicuramente più semplice, ecco, anche se molti fecero tanti anni di campi profughi prima che venissero costruite le nuove abitazioni, che tra l'altro erano nella cinta periferica di Trieste, sul Carso triestino, cioè in territorio sloveno. E gli sloveni non erano contenti di aver gli esuli là, no, perché era molto viva ancora la memoria della snazionalizzazione fascista, no, e perché c'era anche un progetto elettorale, insomma, di stemperare il voto sloveno che andava compattamente a sinistra, con l'innesto di esuli che sicuramente a sinistra non votavano. E quindi un progetto un po' di ingegneria sociale, ecco. Però anche qua, anche in questi borghi carsici che vennero costruiti tra la metà degli anni '50 e in poi, grosse tensioni poi in definitiva non vi furono, perché l'integrazione sociale appunto passò attraverso i matrimoni misti, passò attraverso la chiesa, lo sport, i collegi, no? Molti figli di esuli vengono ricoverati in collegi perché c'è un'ampia offerta già negli anni del GMA, ma anche dopo. Il governo italiano favorisce in tutti i modi i figli degli esuli perché vadano in collegi in giro per l'Italia, quindi si stemperano anche attraverso questo sventagliamento, si parla di sventagliamento vero e proprio, e questo grande internamento, no? Grande ricovero di minori esuli anche in loco, anche a Trieste. E le famiglie erano inclini, no? Nel dopoguerra a dare i loro figli a questi istituti, a questi collegi, cosa che nella contemporaneità per noi è un po' difficile capire, no? Però il dopoguerra era il dopoguerra, nei periodi di crisi la famiglia storicamente allontana le quote deboli o più problematiche, istituzionalizzandole in un modo o nell'altro e fondandosi sulla capacità lavorativa della coppia. Maschi e femmine lavorano come matti, sono conosciuti ovunque come grandissimi lavoratori, no? Quindi pian piano negli anni si riappropriano non più della terra, ma di proprietà,
no? Del sostituto simbolico della terra, no? Che è la proprietà, la casa soprattutto, e riescono a far studiare i figli e quindi ad avere un salto di status molto, molto importante per gli istriani. Ah. Mantengono? Sì, certo. Sono stata in Istria, appunto. Io sono andata in gita e ci sono proprio queste località che mantengono canzoni italiane. Sì, Dov'era? Dov'era? in Istria. Ma dove? Ti ricorda che città, che paese? Non mi ricordo. Sì, le comunità degli italiani hanno continuato nel dopoguerra a praticare le loro tradizioni, i santi patroni, le danze, i costumi popolari, le canzoni, le ricette. Nel dopoguerra era l'unica cosa che potevano fare, no? Cioè a livello folcloristico. E adesso fanno anche molte altre attività, soprattutto a livello musicale, c'è moltissima fioritura, no? Di iniziative di tutti i tipi, di concerti, di gruppi, di cantanti, di singoli, che sono italiani, che recuperano canzoni italiane anche di una certa profondità temporale, insomma. Io ultimamente a Rovigno ho intervistato un bitinador, che voi sicuramente non sapete cos'è. Un bitinador. Sì, che neanch'io prima di conoscere questo signore, anzi erano 2 o 3, ma gli altri sono stati intervistati da altri, facevano dei gruppetti, tipo una piccola band, dove però lo strumento veniva riprodotto con la voce. Quindi qualcuno faceva il sassofono, qualcuno faceva il pianoforte, qualcuno faceva il tamburo, qualcuno faceva... È una realtà che io, pur frequentando l'Istria da molti anni, non conoscevo e l'ho trovata a Rovigno, e tra l'altro non persone molto anziane, anche evidentemente hanno ricevuto un'eredità familiare in tal senso, che probabilmente viene portata avanti anche dalle giovani generazioni. E questo succede nelle comunità degli italiani, fanno mostre, fanno premi, fanno attività musicali di tutti i tipi, ma adesso fanno anche altro. Ad esempio abbiamo organizzato convegni storici, abbiamo fatto scuole di formazione, abbiamo fatto iniziative per insegnanti, non solo questo. Se siete d'accordo chiudiamo perché sono le 7, ringraziando la Caccia. professoressa. Grazie a voi. Per l'incontro. E vi dico una cosa, uscendo, se volete, c'è la possibilità di firmare la petizione del FAI a sostegno del monastero di Campese per l'inserimento del monastero nei luoghi del cuore. Grazie.